Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, nato recentemente dalla fusione dei consorzi Bassa Friulana e Ledra Tagliamento, opera in tutta la provincia di Udine e in parte di quella isontina. L'ente lavora in sinergia con l'amministrazione regionale e agisce sul reticolo idrografico del territorio per portare l'acqua agli agricoltori suoi consorziati ed evitare possibili siccità e allagamenti. Idrovore, centrali idroelettriche, scolmatori, pannelli solari e impianti di irrigazione sono solo alcuni degli strumenti che il Consorzio utilizza per la gestione delle risorse ambientali e la sicurezza dell'ambiente. Il mestiere del Consorzio è portare l'acqua dove non c'è e toglierla dove ce n'è troppa. L'opera principale di adduzione delle acque in tutto il Medio Friuli, dove l'acqua naturalmente non c'è, è la presa di Ospedaletto in comune di Gemona, dove deriviamo dal fiume Tagliamento. Alimenta una rete di 350 km di canali che dalla fine del 1800 trasportano le acque in tutta la pianura del Medio Friuli. Il secondo nodo idraulico per importanza del sistema è quello a San Mauro di Rive d'Arcano, a cavallo tra il comune di Rive d'Arcano e di San Dianele, in cui le acque vengono indirizzate verso la bassa pianura per arrivare fino a Palmanova. In questo sito si sposa l'altro mestiere, cioè portare via l'acqua quando ce n'è troppa, in eccedenza. Qui è presente una delle opere di laminazione delle piene, così viene detto, più importanti della nostra regione, il canale scolmatore del torrente Corno nel fiume Tagliamento. È un'opera dall'impatto ambientale limitato perché la gran parte è in galleria sotterranea ed è stata realizzata tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, un'opera di 7 km sotterranea con un tunnel del diametro di 5 metri che salvaguarda dalle piene del torrente Corno tutti i territori a valle, Mereto di Tomba, Codroipo, Varmo fino alla Bassa Friulana. Dopodiché si prosegue nel Medio Friuli con un tipico impianto di irrigazione nella zona di Mereto di Tomba. È un impianto che segue un comprensorio di 800 ettari in cui si è passati dal vecchio sistema a scorrimento con canalette che allagavano i campi con sistemi a pioggia. In questo caso si è affiancato all'utilizzo razionale della risorsa idrica in agricoltura, risparmiando più del 50% della risorsa con un sistema moderno in pressione, a una razionalizzazione anche del territorio agricolo, compatibilmente con il paesaggio rurale e le risorse ambientali e della biodiversità. E coerentemente alla sua attività istituzionale il Consorzio anche progetta, realizza e gestisce impianti che producono energia da fonti rinnovabili. E in questo sito è stato realizzato un impianto fotovoltaico di 200 kW, energia che serve poi d'estate anche per azionare le pompe per mettere in pressione l'acqua. A questo aspetto della fonte solare abbiamo affiancato la fonte idroelettrica e quindi l'acqua che utilizziamo d'estate per irrigare la utilizziamo d'inverno per produrre energia. L'esempio è l'impianto idroelettrico di Pantianico, un impianto realizzato nel 2009 al termine di una condotta forzata realizzata negli anni 80 per alimentare un comprensorio esiguo di oltre 1000 ettari che durante il periodo invernale aziona una turbina e un alternatore in grado di produrre circa 3 milioni di kWh di energia pulita e permettere anche delle entrate monetarie alla gestione corrente del Consorzio per impattare in maniera minoritaria rispetto ai contributi che vengono chiesti ai consorziati.